termini di competitività e come siamo destinati man mano che passeranno gli anni a scendere in basso sulla classifica. Guardate chi occupa le prime posizioni in questo momento. Sapete che si parla tanto del 2012, no? 2012, secondo me moriranno un sacco di persone, che sono tutti quelli che hanno scritto libri che nel 2012 arriva la catastrofe naturale, poi non arriva niente, tutti i lettori se la prendono con l'autore che ha scritto e lo linciano vivo. In realtà il 2012 lo stiamo già vivendo. I Maya dicevano finisce un mondo e ne inizia un altro, ed è quello che sta accadendo, sta finendo il mondo occidentale, o meglio l'economia occidentale, e ne sta emergendo un'altra. Purtroppo noi ci troviamo nella terra di mezzo dal punto di vista epocale, un periodo di transizione in cui non puoi stare né di là né di qua, perché di là stanno salendo e tutto sommato si vive ancora decorosamente meglio di qua, ma fra 20 anni bisogna fare il salto dall'altra parte e purtroppo fra 20 anni molti di voi avranno un'età attorno ai 60 anni e non se la sentiranno di abbandonare il suo paese, perché a 60 anni abbandonare un paese è veramente molto difficile. A 40 anni si può, forse il termine ultimo, ma il punto di non ritorno, ma dopo i 60 anni si è troppo radicati, anche se si sta male all'interno del proprio hinterland. Confindustria, Italia con l'impresa bloccata, produzione con l'Ocse in caduta libera, ma non ha deficit, di questo guardate, non ne parla nessuno, il deficit commerciale del nostro paese, perché ci hanno continuato a dire ma tanto l'Italia è un paese che esporta e fa i numeri grazie all'esportazione. Sì, è vero, adesso in fondo non si vede, questo è stato vero fino al 2003-2004, fino al 2002-2003, poi è cambiata la musica, il paese subisce, importa più di quello che esporta. E non lo dico io, lo dicono i numeri. Guardate i deficit, sono deficit da 20-15 miliardi di euro all'anno. Questo vuol dire che è un paese che si sta indebolendo drammaticamente sul piano della potenzialità commerciale. E uno dei principali argomenti che viene additata per spiegare come la bilancia commerciale sia andata in deficit in un paese che per decenni l'ha avuta in avanzo è il costo rilevante che ha la bolletta energetica in Italia, e questa dovrebbe essere una priorità nazionale, pensare a produrre più energia elettrica da fonti sostenibili e aumentare l'efficienza dei consumi, produrre di più ma al contempo anche consumare di meno. Non mi pare che né da destra né da sinistra, centro, lega si sia mai avanzato questo tipo di proposta. Nord-est, chi ha studiato all'università negli anni con la laurea vecchio ordinamento e ha fatto economia davanti e commercio dietro, ha scoperto che il modello del nord-est, che era tanto osannato, abbracciato e invidiato da tutti gli altri paesi, oggi è un modello completamente perdente, bruciato, fallimentare, medioevale, obsoleto. E sapete perché? Perché allora cosa ci dicevano? Nord-est c'è la piccola e media impresa, snella, dinamica, assume, licenzia, si muove, può esportare, può importare. Quel tipo di azienda lì, con un nucleo solitamente familiare, legato a amici, conoscenti, parenti, all'interno del territorio in cui si vive, non ha futuro. Giovanni Bresolin e Sarelle e Fratelli, Franco Bardi e SNC Salumerie, cioè non potranno mai riuscire a competere con un modello che adesso sta venendo imposto in Oriente, che è della grande azienda, del grande gruppo multinazionale. Il piccolino non può delocalizzare, non può investire in risorse umane fuori dai propri confini, per ragioni proprio di dimensione economica. Quindi tutte queste piccole aziende che hanno fatto tanto dell'Italia, famose piccole partite IVA, state certi che tra 5 anni verranno snellite. Ne perderemo almeno un terzo in 5 anni, che purtroppo non saranno sostituite da nient'altro. Quante volte ho proposto a destra e a sinistra, ma scusate, ma qua parlate tanto di fare le riforme, non c'è un partito in Italia, uno, che si fa portavoce di una politica industriale per questo paese. Anzi, hanno fatto esattamente il contrario, hanno proposto le politiche di deindustrializzazione. Noi politici aiutiamo i grandi imprenditori a chiudere, a mandare a casa la gente e a trasferire le aziende altrove. E questa è la motivazione principale per cui stiamo fallendo.
perché perdiamo la capacità manifatturiera che ha reso grande il nostro paese, mentre paesi limitrofi a quello nostro, la Svizzera, la Carinzia, l'Austria, cosa fanno? Fanno marketing industriale. Vengono, ed è qua a casa nostra, sono notizie di cronaca economica del Trevigiano, vengono a bussare agli imprenditori e gli dicono: senti, tu sei oberato, non ne puoi più dell'Agenzia delle Entrate, del governo che non ti aiuta, delle infrastrutture dei trasporti, ma fai così, ti sposti di 30 km, quindi Carinzia, ti diamo il fabbricato, il terreno, la manodopera defiscalizzata, il concordato fiscale, dimmi quante tasse vuoi pagare per i primi 5 anni, basta che assumi lavoratori tempo indeterminato. C'è qua fa. Noi come paese stiamo facendo questo tipo di politica? Assolutamente, anzi facciamo del marketing, invitiamo gli altri, no, venite mica a investire in Italia perché cioè, è una pazzia e hanno ragione. Poca industria, ecco, questa Sacconi, anche lui ogni tanto viene fuori con qualche pillola di saggezza. Poca industria, troppi servizi. Come diavolo fa? Come si fa a rilanciare la produttività, il tessuto e garantire la protezione del tessuto sociale se manca il lavoro, cioè se manca la possibilità di lavorare? Sta signora qua a me è tanto simpatica, però secondo me l'hanno presa dal Medioevo e l'hanno portata ai giorni nostri con una macchina del tempo ed è mentalmente obsoleta al pari degli altri suoi due colleghi, cioè persone che ancora ad oggi pretendono di sindacalizzare il costo di lavoro in aree del nostro paese, come soprattutto il meridione, in cui non si dovrebbe assolutamente avere l'ingerenza dei sindacati. Io ho conosciuto ragazzi della mia età in Basilicata, in Puglia, in Calabria, che sapete che cosa mi hanno detto quando 10 anni fa Bertinotti parlava delle 35 ore? Ha detto: telefono Eugenio, venite qua voi imprenditori del Veneto, che ve le facciamo vedere noi le 35 ore. Cosa vorrebbe dire? Voi venite qua con le fabbriche, ci date da lavoro a tempo indeterminato, noi lavoriamo 40 ore e ce ne pagate 35. Ma non si poteva fare questo tipo di accordo, perché c'era il veto imposto dall'alto dei sindacati che impedivano la concertazione. Ecco perché con Tremonti questo tipo di, con Monti, questo tipo di opportunità forse consentirà una sollevazione del meridione, perché si potrà impostare una politica di industrializzazione di alcune aree, di alcuni territori nel meridione, proprio per facilitare l'emersione. Quindi, tra virgolette, la Cina potremmo farcela noi a casa nostra, sfruttando manovalanze italiane che, non so se lo sapete, a livello giovanile sono disoccupati all'ordine del 60%. Crotone, la città di Crotone, ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile, si stima del mondo il 60%, un ragazzo sotto i 25 anni. Bersani, le idee anni 80 ci portano guai. È capitato spesso di stare in conferenza con interlocutori del PD, che purtroppo, mi dispiace dire, inconsistenza allo stato puro. Berlusconi qua, voi dovete fare quello, poi va bene, dimmi qual è il programma del PD. C'è un bellissimo mio intervento su Tele Lombardia, che c'era un onorevole del PD collegato da Roma, e io gli ho fatto: mi dica qual è il programma del PD, e questa fa aveva davanti un foglio. Allora vogliamo no, a questo punto no, vogliamo fare così, cioè, non sapeva neanche il programma del suo partito e veniva chiamata a rappresentare il rilancio del paese, ed è gravissimo. Questa è purtroppo una problematica che ha il nostro paese, la mancanza di alternativa, cioè non possiamo avere una rigenerazione politica perché ci sono dei meccanismi di freno protezionistico e conservatoristico che impediscono al giovane di emergere, ma soprattutto alle idee fuori dal coro di poter essere proposte. Vedete, come ci può essere un paese che cresce se l'industria non è sviluppata, ma casomai portata alla moria? Filippo De Marchi, presidente di Ape Industria, quindi le piccole e medie imprese del tessuto di Vicenza. Come si può pensare che ci sia rilancio del paese se il piccolo e medio imprenditore non investe in infrastrutture, non investe in risorse umane, non investe per ampliare le linee produttive, perché l'incertezza che grava non solo sulla sua azienda ma su tutto l'intero tessuto produttivo non ha precedenti. E infine, ecco,
a chi mi chiede un investimento fuori dal core. Questo è un investimento fuori dal core da fare, cioè investire in società che si preoccuperanno di produrre robot per l'assistenza alla terza e quarta età, che è il futuro che ha il Giappone, un paese destinato ad essere governato da robot, perché lo sboom demografico sta portando ad un invecchiamento precoce tutta la popolazione giapponese, che abbiamo similmente anche noi qua in Italia. Guardate com'è cambiata la consistenza della popolazione in pochi anni e come sarà a breve, con il grosso del nucleo del paese tra i 40 e i 60 anni, quindi persone che o sono già arrivate o si sa dove arriveranno, di certo non generazioni giovanili. Questa è una conseguenza, scusate, è un'ulteriore grafica che supporta quello che vi ho detto prima. Vabbè, casomai ne parliamo dopo. E mi pare che siamo anche verso la fine, la laurea. Io ci tengo a parlare della laurea perché sono laureato, ho insegnato all'università e vi posso dire che la laurea italiana serve a un piffero, soprattutto quella attuale, quella con il nuovo ordinamento. Steve Jobs ce l'ha insegnato con la sua morte, quel suo famoso discorso fatto alla Stanford University, in cui, che si è capito fra le righe, il suo pensiero non era tanto siate affamate, siate folli, ma rendetevi conto che ci sono centinaia di milioni di posti di lavoro che stanno morendo in Occidente e ce ne sono altrettanti che invece stanno emergendo, perché ci sono mestieri e attività che nella maggior parte dei casi ancora a livello mediatico non si conosce, ma servono, sono necessari per come si evolverà l'economia, e sono tutti quanti legati alla fenomenale evoluzione che ha la rete, perché da web 1.0 è ormai proiettata a web 2.0. Adesso non mi dilungo su questo tema che necessiterebbe di un'intera seduta per spiegarvelo. Però come possiamo pensare che l'università italiana e anche la scuola superiore, devo stare attento a parlare della scuola superiore, l'università italiana prepari e formi, educhi a queste nuove professioni quando i docenti sono i primi che hanno obsolescenza intellettuale e mentale? Io sono stato bocciato in terza liceo perché il liceo scientifico di Vicenza allora istituì il primo corso sperimentale di informatica e arrivarono i famosi Olivetti M24. Io e un altro compagno di classe insegnavamo agli insegnanti come si accendeva, che cosa bisognava scrivere per far funzionare il DOS. Siamo stati licenziati per ragioni di invidia, perché li mettevamo in difficoltà davanti a tutta la classe. Ecco, adesso è la stessa cosa, che ci sono ragazzi di 20 anni che dovrebbero insegnare l'inserimento delle keyword o delle SEO ai baroni dell'università, che purtroppo rimangono là per ragioni istituzionali. Ceto medio, stretta finale, l'Italia sta morendo per questo motivo, perché sta scomparendo la media borghesia, i nonni, qua ce ne saranno tanti in sala, che rappresentano adesso la grande risorsa del paese, il polmone finanziario che aiuta i giovani e i figli attraverso i contributi economici. Professionisti sempre più precari. Io ho scelto di fare l'università tempo addietro, cioè 20 anni fa, per diventare libero professionista, per fare il dottor commercialista. Questo era uno dei sogni, perché quando ero bambino, finivo le scuole elementari, andavo a trovare mio papà che faceva dirigente di una nota banca quella del territorio nostro, sentivo sempre dire: ah, direttore, bisogna che aspetta a fare questo investimento, bisogna che parla col commercialista. E quindi il commercialista era visto come Dio in terra, no? Io sono il commercialista, poi fare questo investimento. Allora avevo una sorta di ammirazione per questa figura professionale, che tutti pendevano da quello che diceva il commercialista. Oggi il commercialista che cosa è diventato? Uno schiavo dell'Agenzia delle Entrate, un servo dello Stato che raccoglie e drena risorse dai contribuenti e diversa. Una figura che si è svilita negli ultimi 20 anni e ha perso di smalto carisma e prestigio professionale, tanto è vero che oggi, oltre a non guadagnare più come tempo addietro, si è veramente anche molto
molto criticati a livello sociale. Non parliamo poi dell'avvocatura, di qualsiasi altra professione che 20-25 anni fa ti potevano garantire una determinata redditività, poter contare, quindi facevi sacrifici, studiavi, però poi ne avevi il beneficio in termini di maggior reddito rispetto a chi magari andava a lavorare subito come colletto bianco. Oggi laurearsi o non laurearsi non serve a niente, anzi per il tipo di lauree che vengono buttate fuori in Italia adesso col nuovo ordinamento, preferisco fare il no comment. C'è un bellissimo capitolo centrato tutto su Era il mio paese, che tratta proprio di questa problematica, come quando sono stato ospite dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, il presidente dell'ordine mi ha detto: caro Eugenio, ti posso garantire io che 3 più 2 non fa 5, cioè la laurea a ordinamento classico in ingegneria di 5 anni non si può neanche paragonare a quella di adesso di 3 anni più 2, perché c'è un mondo di differenza, cioè non hai lo stesso tipo di preparazione o capacità. In pensione senza